Dunque Presidente, oggi abbiamo parlato dell'anno 2019, ma questa è una realtà storica. Si è conservata la filosofia che c'era un tempo e come si è conservata? Non solo si è conservata la filosofia di un tempo, ma si è approfondito i principi fondamentali che hanno costituito questa realtà, questa cantina produttori di Valdobbiadene. Ci siamo evoluti, anche la tecnologia ci ha aiutato nell'evoluzione. Siamo partiti che facevamo i vini come tutti, nelle botti, ora facciamo in modo tecnologico dove c'è la garanzia assoluta del prodotto. Allora, direttore, lei è arrivato un anno fa, che cosa ha trovato e che cosa ha cambiato in quest'anno di lavoro? Allora, ho trovato una cantina magnificamente organizzata, molto moderna ed efficiente, quindi il mio predecessore ha fatto per 31 anni un lavoro meraviglioso. Una cantina anche con i brand già strutturati presenti nei mercati. Quello che ho fatto io per il momento è conoscere bene la realtà, immergermi bene in questo magnifico territorio, continuare quelli che erano i progetti già in atto, quindi portarli a conclusione. Oggi è uno di questi momenti in cui ho preso il testimone del mio predecessore e portato a termine questa corsa verso il primo bilancio di sostenibilità. Quando si condividono i valori, che sono poi i valori del rispetto per le persone, rispetto per il territorio, l'etica del lavoro, quando uno vede la fatica che fanno i nostri soci, i nostri agricoltori per le rive così pendenti, non può far altro che prendere dentro di sé questa fatica e trasformarla in energia positiva per portare avanti tutti quelli che sono gli obiettivi dell'azienda. È facile calarsi in una situazione del genere. Certo, bisogna avere tanta voglia, tanta determinazione e tanta passione. Quello che ha già portato è un'attenzione maggiore nei confronti dell'ambiente. Ma guardi, questa attenzione già c'era, io ripeto, ho solo voluto sottolinearla e ancora di più far capire che questo è il futuro per noi, ma non solo per noi. Un'altra cosa interessante che stiamo facendo è senz'altro da un punto di vista del marketing, comunicazione e dei mercati internazionali. Le nostre sfide si giocano anche, oltre che sulla sostenibilità, sull'internazionalizzazione dell'azienda e comunque sempre sulla qualità dei nostri prodotti con una filiera garantita. Questi luoghi si vede perché comunque il territorio è bellissimo e meraviglioso, ma dobbiamo ricordare che dietro a questa meraviglia c'è chi lavora e chi lavora sodo, secondo coltivazioni eroiche, e quindi da qui dobbiamo semplicemente dire grazie a chi permette tutto questo. Mi è piaciuto particolarmente essere presente qui oggi e sentir parlare di bilancio, di sostenibilità ambientale, economica, sociale, e questa io credo che sia la direzione che dovremmo perseguire per guardare sempre avanti con un passo sicuro.